Da sempre un loro cavallo di battaglia il reddito di cittadinanza, un'opportunità a favore di giovani e disoccupati maggiormente colpiti dalla crisi. Protagonisti parlamentari a tutti i livelli del Movimento 5 Stelle, tra cui la senatrice Nunzia Catalfo, che ieri sera a Porto Empedocle ha partecipato ad un incontro promosso dagli attivisti locali e provinciali per spiegare la sua proposta di legge. Il reddito di cittadinanza è una misura che noi stiamo portando avanti, sapete che l'avevamo proposto come primo punto quando ci siamo presentati, quando il Movimento 5 Stelle si è presentato alle politiche. Noi abbiamo studiato per parecchio tempo una misura da poter inserire nel contesto italiano, è un reddito che esiste in tutti gli altri paesi europei, esiste in Danimarca, in Francia, in Germania, non esiste solamente in Grecia e in Italia e non fa altro che dare atto a un articolo della Costituzione che dice che ognuno di noi, ogni cittadino deve vivere una vita dignitosa, deve poter avere un reddito, deve poter avere un lavoro. Quindi noi abbiamo stabilito una cifra che è 780 euro per chi vive da solo, quella è la soglia di povertà. Al di sotto di quella soglia un cittadino non può vivere in modo dignitoso. Questa soglia non l'abbiamo individuata noi soli come Movimento 5 Stelle, ma è la soglia di povertà che ha individuato l'Istituto Europeo di Statistica, l'Eurostat e l'Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica. Oltre a quello poi vi è una scala in cui si individua il reddito a seconda dei componenti del nucleo familiare, ad esempio se ci sono 2 componenti la soglia è 1.200, se ci sono 4 o 5 componenti la soglia è 1.700 e così via. Presente all'incontro anche il portavoce regionale Matteo Mangiacavallo che all'Ars da tempo porta avanti la sua battaglia per introdurre anche in Sicilia il reddito di cittadinanza. È un'iniziativa che stiamo portando avanti, stiamo spiegando quello che il Parlamento nazionale, in Parlamento nazionale i nostri ragazzi del Movimento 5 Stelle stanno presentando. È una proposta del reddito di cittadinanza che noi abbiamo proposto ancora prima degli altri partiti. Chiediamo al governo di portarla avanti, cosa che non avviene, però noi insistiamo e vogliamo che tutti coloro che non hanno un reddito, non hanno praticamente motivo di sussistenza, non raggiungono un reddito minimo di cittadinanza, abbiano praticamente la possibilità di avere qualcosa per arrivare a fine mese. E la presenza di Mangiacavallo a Porto Empedocle è stata anche utile per dettare la linea del movimento in vista delle prossime elezioni comunali, precisando che al momento non ci sono candidature ufficiali. Mi sento di escludere attualmente che ci sia un candidato a sindaco per Porto Empedocle, il candidato sarà scelto proprio dalla stessa assemblea, mi sento di escludere che ci possano essere, appunto, so che circolano voci in questi giorni a Porto Empedocle, mi sento di smentirle in toto, non c'è nessun candidato prescelto, non c'è nessuna alleanza PD Movimento 5 Stelle, questa è una cosa assurda che va assolutamente smentita, non ci saranno alleanze né col PD né con altri partiti perché il Movimento 5 Stelle gareggia da solo, partecipa con una sola lista che non va apparentemente non fa alleanze politiche.